Arrivano i primi movimenti in seno all'organico della Castrum Favara, la società dei presidenti Rino Castronova e Salvatore Marrone, che ha comunicato di avere rescisso con decisione consensuale i contratti di prestazione sportiva con i giocatori Alessandro Russotto, Adam Ouattara, Axel Romeo e Alex Scalia. La società li ha ringraziati per l'apporto dato alla squadra, augurando i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere calcistiche. Castrum Favara che naturalmente ha avviato anche il mercato d'inverno per rafforzare l'organico, già pronti i contratti per due nuovi giocatori grazie al lavoro svolto dal direttore sportivo Tino Longo. Dalla Cireale approda a Favara Raul Mann, 24 anni, centrocampista di origine rumena, cresciuto nella Pro Vercelli, mentre da Barcellona Pozzo di Gotto arriva Christopher Stichenko, classe 2005, esterno sinistro, nato in Lettonia dove ha giocato in alcune formazioni locali per approdare lo scorso anno nella Cireale e quest'anno nella nuova Egea Virtus di Barcellona. Il direttore sportivo Longo, al microfono del responsabile della comunicazione della Castrum Favara, Giuseppe Episcopo, annuncia altri arrivi nei prossimi giorni che andranno a completare l'organico a disposizione di mister Pietro Infantino. Ascoltiamo Longo. C'è che l'intenzione della squadra, della società era quella di rinforzare anche con qualche under in più di esperienza e di rinforzare qualche reparto che per noi c'era qualche piccolo problema, ma non legato a un discorso di giocatore, ma anche diciamo, di carattere tattico. E quindi insieme al mister che abbiamo fatto veramente giorno e notte, si può dire, determinate diciamo, valutazioni, e siamo arrivati al punto quindi di togliere qualche giocatore e di prendere qualcun altro con delle caratteristiche che poteva essere più propenso al gioco del mister. Abbiamo chiuso un centrocampista importante. Annunciamo questi due profili. Mal Raul è un giocatore che ha, anche se ha una giovane età, già 90-95 presenze in Lega Pro. È un giocatore fisico perché è alto 1,88 m, tecnico, può giocare in diversi ruoli nell'arco del centrocampo ed è un giocatore che ci stavamo già sopra nell'inizio dell'estate, ma non è stato possibile perché miravano, chiaramente essendo noi la matricola, miravano qualche piazza più importante come la Cireale, giusto dirlo. E poi il ragazzo, nel momento in cui a Cireale è successo qualche piccolo imprevisto, perché il loro direttore sportivo, lui l'anno scorso era Bibo, se l'è portato dietro e è andato via, e quindi nel momento in cui è andato via il direttore sportivo da Cireale, il ragazzo si è sentito un po', diciamo, abbandonato a se stesso e quindi voleva cambiare aria, e lì noi ci siamo andati sotto e siamo riusciti a convincerlo a portarlo dentro, e ad oggi è ufficialmente un giocatore del Favara. È anche ufficialmente giocatore un ragazzo che arriva dalla Novegea. Dalla Novegea, sì, un difensore importante, un difensore più che altro un giocatore che può fare anche lui diversi ruoli d'esterno o basso alto, come piacciono a mister, che hanno gamba, molto fisico, perché stiamo cercando di alzare l'asticella anche fisicamente. È un giocatore che già vanta oltre 30 presenze in Serie D, è un 2005 e l'abbiamo stroppato alla concorrenza proprio all'ultimo minuto. Siamo soddisfatti per il lavoro che abbiamo fatto. Possiamo rassicurare i tifosi che altri ingressi a giorni, già si stanno ultimando Sì, i tesseramenti. i tesseramenti si stanno ultimando per un attaccante. Diciamo che il trasferimento già è stato fatto, ma non c'è la firma sul contratto, ma avverrà domani. È un attaccante importante, un altro difensore importante arriverà domani, e un altro ragazzino under, sempre per rinforzare gli under, arriverà stanotte. Il nostro buon Gino Mendolia si è preoccupato ad andarlo a prenderlo e portarlo a casa, a farlo riposare, perché domani mattina sarà una giornata pesante. Quindi tante uscite, ma tanti ingressi, aumentando l'asticella della festicità, rinforzando la squadra, perché l'obiettivo è di rinforzare la squadra con giocatori già di categoria, e che quindi dico ai tifosi di stare sempre, sì, tranquilli e sereni, perché nulla viene lasciato per caso.